Diamo il benvenuto a Roberta Carlini, che è con noi e ci parlerà di diseguaglianza e della relazione che c'è tra la dimensione sociale e la dimensione economica, soprattutto quella che stiamo vivendo adesso. Roberta Carlini è una giornalista, si occupa di economia, società, lavoro, politica e politica economica. Per molti anni ha lavorato al Manifesto, un quotidiano, di cui è stata anche vice direttrice. Dal 2004 fa inchieste per l'Espresso. Ha scritto e scrive per numerosi giornali e riviste, tra cui La Repubblica delle Donne e il mensile di Emergency, Micromega, National Geographic, Politica e Economia, Rinascita, La Rocca di Assisi, Vanity Fair. Collabora a programmi radiofonici e televisivi. Si occupa di 2 web magazine. Dalla fine del 2009 ha inaugurato con una redazione di economiste un nuovo sito, www.ingenere.it, che tenta uno sguardo di genere sulla nostra economia e sulla nostra società. Ha curato il lancio di www.sbilanciamoci.info, che è un web magazine dedicato all'economia possibile, al quale tuttora contribuisce. Nel suo ultimo libro, L'economia del noi, che potete trovare all'entrata o all'uscita di questa sala, ha raccolto esperienze di soggetti diversi che con diversi obiettivi affrontano la crisi in una dimensione sociale e solidale. Ecco, stasera, in questa ora che passiamo insieme, ci parla proprio, di questa sua raccolta, in questa visione, di questa narrazione della crisi e delle reazioni che la società o parti della società stanno costruendo per trovare una dimensione del buon vivere, insomma, per cercare una dimensione anche di solidale di fronte alla crisi. Io vado dall'altra parte del tavolo così posso vedere le slide. Restate fino alla fine, dopo apriamo il dibattito, perché per noi diventa anche un'occasione di interloquire insieme alla nostra ospite. Grazie, vi ringrazio molto di avermi invitato a questa discussione, a questa serata. Dunque, io innanzitutto non ho bisogno di presentarmi, sono stata presentata egregiamente, ma volevo innanzitutto fare una notazione proprio sul mio lavoro di giornalista economica. Diciamo che dovendomi definire, io dico che mi occupo un po' di tutto, ma sempre a partire dall'economia, perché è un po' parte della mia formazione e perché penso che è una scienza sociale importante per capire le nostre dinamiche, non è quella scienza arida che si pensa. Nel nostro dibattito, seguo però molto il dibattito politico, naturalmente le riviste di cui mi occupo sono riviste di dibattito di politica economica, ed sono particolarmente contenta di essere qui con questo titolo sulle disuguaglianze, perché nella discussione italiana la questione dell'eguaglianza e della disuguaglianza non c'è. Mi ha molto colpito vedere cosa è successo negli Stati Uniti, cioè non proprio una società improntata a un valore di uguaglianza, dove l'ex ministro del lavoro, che è un economista, Robert Reich, sta spopolando, non so se qualcuno di voi ha avuto modo di vedere sulla rete queste cose che lui fa, ma ha prodotto un docufilm, un documentario sulla diseguaglianza che si chiama Inequality for All, che insomma ha deciso di portare un po' questa questione nei cinema, e quindi nei cinema degli Stati Uniti si proietta questo documentario che è fatto un po' di numeri, un po' di testimonianze, si parla dei salari, si parla della disuguaglianza in un modo anche popolare, cioè chiamando alla discussione le persone. Mentre nel nostro dibattito pubblico la parola disuguaglianza non esiste più, si parla semmai di povertà, che però è un'altra cosa, occuparsi della povertà o occuparsi della questione delle disuguaglianze. Quindi
quando mi è stato chiesto di venire a parlare di questo ho pensato un po' a come inquadrarlo e come raccontare quello che io stessa ho appreso, nel senso che io non sono un economista, consideratemi un po' come un tramite tra i numeri, le dinamiche dell'economia, l'opinione pubblica e quello che insomma un pochino ho visto nel mio lavoro. Quindi la prima questione questa non è proprio una presentazione, come dire, una lezione, una presentazione accademica, ci saranno anche molti spunti anche di attualità, qualche fotografia bizzarra come quella che avete visto prima, e anche però qualche grafico che poi cerco di spiegare. Però la prima cosa che è da fare penso sia di decidere di cosa parliamo quando parliamo di disuguaglianza, perché quando gli economisti parlano di questo molto spesso si parla giustamente però in un modo un po' limitato, di due indicatori, la ricchezza e il reddito. E in realtà quando parliamo di eguaglianza o di disuguaglianza dobbiamo parlare di molto di più, dobbiamo parlare della minore o maggiore eguaglianza nella distribuzione di tante cose, delle opportunità, dell'istruzione, della scuola, dei consumi, della salute, della sicurezza e ovviamente anche della ricchezza e del reddito, e ciascuno di questi indicatori poi dovrebbe essere letto leggendolo attraverso la grande differenza che ci attraversa, e quindi il genere, e quindi vedere come queste dinamiche cambiano a seconda che siano vissute dagli uomini o dalle donne, ma soprattutto quindi diciamo che io adesso parlerò di reddito, parlerò di ricchezza, ma sappiamo che stiamo parlando solo di una parte della nostra vita. Stiamo parlando di questo perché siamo in un momento in cui come dire, questi indicatori pongono in una condizione di sofferenza sociale molto forte, e dovremmo leggere anche a partire da questi indicatori quello che è successo negli ultimi anni, ma sappiamo che il maggiore o minore benessere delle civiltà non si misura solo attraverso questi due indicatori, ricchezza e reddito. E di quali disuguaglianze parliamo quindi? Di quelle che si sono generate prima della crisi economica che stiamo vivendo adesso, sempre per intenderci sulle parole. C'è chi dice che anche l'utilizzo della parola crisi è un po' limitativo, perché è una condizione di recessione in cui siamo immersi da molti anni, mentre la crisi dovrebbe essere una cosa transitoria da cui a un certo punto si esce, che finisce. Comunque ben prima che questo stato cominciasse, cioè il punto di cesura noi lo poniamo al 2008, no? Cioè al periodo in cui si evidenziò la bolla finanziaria negli Stati Uniti e cominciò la crisi finanziaria, da cui poi è nata una recessione dell'economia reale. Ma quando nel 2008 l'Ocse tirò fuori il suo rapporto su quello che era successo negli anni precedenti, lo intitolava Growing Unequal, cioè parlava di una crescita che si era avuta negli anni precedenti caratterizzata dall'aumento delle disuguaglianze. L'aumento delle disuguaglianze nella fase ascendente, quindi del ciclo economico, sia nei paesi in cui questa fase ascendente del ciclo economico era irruenta, era tambur battente, era forte, come appunto per esempio gli Stati Uniti, e sia nei paesi in cui comunque avevamo una crescita come l'Italia, ma insomma molto bassa e molto stentata. In ciascuno di questi, in tutti e due questi casi comunque abbiamo avuto una crescita caratterizzata dall'aumento delle disuguaglianze. Questo non è come dire, quando due fenomeni vanno insieme non è detto che uno sia causa dell'altro, no? Però diverse letture vedono una correlazione vera tra queste due dinamiche, perché l'aumento delle disuguaglianze e l'impossibilità di larghe fasce della popolazione di soddisfare i propri bisogni con il proprio reddito ha comportato quella crescita esponenziale dell'indebitamento privato
sul quale poi la finanza ha realizzato la sua espansione, che è alla base della crisi dei mutui subprime. Io questo lo dico qui solo molto rapidamente perché non credo che vogliamo parlare stasera di qual è l'origine della crisi, però è importante sapere che la dinamica sociale della disuguaglianza e la dinamica economica della crisi non sono una indipendente dall'altra, e questo ci aiuta anche a capire cosa è successo dopo, quando appunto il secondo punto che qui io scrivo è un altro rapporto dell'Ocse che si intitola Divided We Stand, cioè nel pieno della crisi economica restiamo diseguali, rimane una forte differenza. Perché questo aumento delle diseguaglianze è precedente la crisi? Qui volevo far vedere questo grafico. Dicevo che ci possono essere molti modi di misurare la disuguaglianza, no? C'è quello classico che studiano gli studenti di statistica e di economia e che magari è un po' si comincia a capire anche nel discorso pubblico, che è un indice, che è l'indice del Gini, che ci dice qual è il grado di diseguaglianza di una società. Ci può essere un altro indicatore che è il rapporto tra quanto guadagna la fascia più alta del reddito e quanto guadagna quella più bassa. Ci possono essere indicatori di ricchezza. Io ho scelto questo, che è quello del top 1%, cioè questo grafico ci indica com'è andata, cioè qual è il pezzo. Se noi suddividiamo la popolazione, in questo caso degli Stati Uniti, ma poi vediamo anche l'Italia, se noi suddividiamo la popolazione per scalini, e quindi mettiamo per ogni fascia di reddito, per ogni fascia di popolazione quale quota di reddito prendono, abbiamo che non è che il primo 10% della popolazione prende il 10% del reddito, il primo 20% prende il 20%, ma una distribuzione un po' più diseguale. Ecco, questo un po' più diseguale è cresciuto enormemente non so se voi lo vedete meglio di me, comunque dagli anni 70, il momento di svolta si è avuto a metà degli anni 80, quando la linea blu indica, vediamo prima la linea rossa, che è un gruppo di popolazione un po' più consistente, cioè lo scalino più alto, su 100 persone le 10 che guadagnano di più. Queste 10 che guadagnano di più hanno cominciato a guadagnare sempre di più. E questa crescita è ancora più accentuata, è ancora più sensibile per l'1% più alto. Io ho scelto questo indicatore perché voi sapete anche che la protesta contro la diseguaglianza crescente negli Stati Uniti e nel mondo negli ultimi anni si è caratterizzata con questo slogan: noi 99%, cioè il 99% che resta fuori da questa scalata redistributiva, al contrario, in cui quelli che hanno di più prendono di più. Ecco, in tutta la fase precedente la crisi, questo grafico arriva in realtà al 2012, ma insomma in tutta la fase precedente la crisi e poi dopo vediamo cosa è successo dopo la crisi, la fascia più alta ha preso molto di più, perché parallelamente l'industria della finanza, che è la stessa che ha alimentato questa bolla finanziaria nata nel modo in cui dicevo prima, è quella che si è attribuita la parte maggiore della produzione. E uno potrebbe pensare, però questo è un fenomeno americano, perché gli Stati Uniti sono una società così, basata su forti polarizzazioni, eccetera, eccetera. Ecco, questo è quello che è successo in Italia. La crescita delle due linee non è così ripida come negli Stati Uniti, però comunque è sensibile, è molto forte, e parallelamente si è avuta quindi una riduzione della quota di reddito che ogni anno si sono attribuiti la parte più bassa della popolazione. È quella che è un po' nella nostro modo di parlare comune, nell'opinione pubblica e nella divulgazione corrente si intende con la fine del ceto medio, no? Una parte piccolissima è andata verso l'alto, ma quella parte piccolissima che è andata verso l'alto ha guadagnato molto di più, e molti sono caduti in una condizione di bassi redditi e impoverimento.
Il ceto medio, che era quello che teneva in piedi poi il modello economico, con i suoi consumi, col suo benessere, con la sua produzione, è quello che ha perso di più. E questo è successo anche in Italia, dove abbiamo avuto per tutti gli anni, a partire dalla metà degli anni 90 e poi il primo decennio del 2000, una crescita caratterizzata da un aumento dell'occupazione, non una riduzione dell'occupazione, sto parlando di prima della crisi, ma un aumento di una cattiva occupazione e una riduzione dei salari. Queste curve che vi sto facendo vedere parlano di reddito, non di ricchezza, perché se guardiamo l'andamento della ricchezza è ancora più polarizzato. Questo è vero tradizionalmente, è vero sempre, è vero a maggior ragione negli ultimi anni. Perché? Perché la ricchezza si accumula. Però mentre, ecco, poi non a caso noi quando parliamo di ricchi, parliamo di ricchezza e pensiamo ai patrimoni, ma una delle caratteristiche della fase precedente alla crisi e anche successiva è quella dell'aumento di ricchezze legate proprio a lavori remunerati in un modo altissimo, al di fuori anche da qualsiasi criterio di proporzionalità con quello che si produce. Stiamo parlando degli altissimi redditi e di quel fenomeno per cui il rapporto tra i capitani d'azienda, chiamiamoli così, e i loro dipendenti è cresciuto in un modo esponenziale. Non ricordo adesso i numeri, ma avevo fatto a suo tempo un calcolo e tra quanto guadagnava Valletta e quanto guadagnava un suo operaio ai tempi e quanto guadagna Marchionne e quanto guadagna un suo operaio finché ci sono, c'è una crescita non nei termini del moltiplicato per 10, per 15, per 20, quindi il fenomeno dei working rich, no? E questa questione io qui ho riportato un'intervista che avevo fatto per l'Espresso, che è un altro dei giornali con cui collaboro, con uno dei grandi esperti della disuguaglianza nel mondo, che è un economista inglese, si chiama Tony Atkinson, e lui diceva questa cosa, che il paragone con la crisi del 29, tra la grande recessione attuale e la crisi del 29, va fatto, ma regge fino a un certo punto. Perché? Perché la crisi del 29 in effetti colpì parecchio i più ricchi. Anche la crisi del 29 fu preceduta da un arricchimento folle e molto un'accelerazione dell'arricchimento della fascia più alta della popolazione, ma poi quando arrivò colpì anche questa fascia alta. In questa ultima crisi lui dice: la quota di reddito che è andata ai piani altissimi ha avuto una modesta riduzione, ma è rimasta comunque ai livelli al di sopra dei livelli del 2004. Questa intervista è stata fatta nel 2012 e lo dico perché dopo sono venuti fuori altri dati che dopo vi mostrerò, però mi sembra interessante quello che Tony Atkinson ci ha detto, cioè che quello che è successo oggi è che, poiché una delle conseguenze della crisi è stata l'introduzione di programmi di austerità molto forti in tutta l'Europa, ma soprattutto nei paesi a più alto debito pubblico come i famosi PIGS, Portogallo, Italia, Grecia, Spagna e anche Irlanda, questi programmi di austerità non possono che aumentare le disuguaglianze, come vediamo ogni volta che viene presentata una legge finanziaria o legge di stabilità, come ora si chiama. E quindi quello che lui diceva, quello che adesso più incide e inciderà sulla distribuzione è l'effetto dei programmi di austerità, e qui siamo a un discorso soprattutto europeo. Quindi abbiamo detto tutta una fase precedente la crisi economica caratterizzata da un fortissimo aumento delle disuguaglianze. Quindi, ripeto, secondo me è importante che questa cosa sia letta come un aumento del numero dei poveri e un aumento della ricchezza dei ricchi,
perché altrimenti cadiamo nell'equivoco di pensare solo all'emergenza poveri che se non è vista inquadrandola con le cause che l'hanno determinata non viene mai affrontata a livello di struttura economica se non nel suo aspetto assistenziale. Quindi tutta la fase precedente è stata caratterizzata da questo, ma anche la crisi stessa ha un ulteriore impatto sulla distribuzione. E qui veniamo, e vi assicuro che non avrò più tanti altri numeri da far vedere, agli ultimi dati, che negli Stati Uniti hanno fatto discutere moltissimo, hanno fatto molto anche scandalo, perché loro hanno un sistema di... io invidio moltissimo i miei colleghi americani perché possono disporre di questi dati e anche farli leggere in un modo abbastanza vicino, mentre noi spesso abbiamo statistiche che ci spiegano cosa è successo 5-6 anni fa, no? Comunque sono venuti fuori, elaborati soprattutto da un gruppo di economisti che sta lavorando solo su questo, un gruppo internazionale di economisti, Piketty che è francese, Atkinson che vi dicevo che è inglese, Saez in America, che hanno visto cosa è successo agli Stati Uniti, che ufficialmente sono entrati in ripresa economica dal 2009 al 2012. È una ripresa molto ambigua, che non era sensibile, non era tanto visibile nella società, e poi si è capito perché. Perché questi dati ci dicono che se i redditi medi in questi 3 anni di ripresa sono cresciuti del 6%, quelli della fascia più alta della popolazione, chiamiamolo sempre il top 1%, sono cresciuti del 31,4%, mentre il resto della società, il 99%, ha visto il proprio reddito crescere solo dello 0,4%, che comunque è una piccola crescita, mentre invece noi siamo andati indietro, no? Quindi cosa è successo? Che poiché i meccanismi che avevano preceduto la crisi finanziaria non sono cambiati, cioè non è stata fatta nessuna importante riforma della finanza, della corporate, del modo di funzionare delle aziende, del modo per esempio in cui i consigli di amministrazione decidono gli stipendi degli amministratori, nessun tentativo di risolvere il conflitto di interesse che c'è nei vertici societari, insomma hanno continuato un po' business as usual, e quindi il 95% dell'aumento di questo reddito è andato sostanzialmente a 1/100 della popolazione. Sono cose che cambiano molto la struttura della società, cioè che ci portano, per quello che per esempio ha scritto questo economista Saez, è che la fascia più alta della popolazione si prende una fetta di reddito come non era mai successo in passato. Lui dice ai livelli più alti dal 1917, ma non perché nel 17 sia successo chissà che, è semplicemente l'anno in cui hanno iniziato a misurarli questi dati. Ecco, qui c'è anche una tabella che li mostra un po' tutti per chi li volesse poi approfondire, però non mi voglio dilungare molto su questo perché mi pare che la dinamica sia abbastanza chiara. La recovery 2009-2012 è andata prevalentemente al top 1%. Questo però vuol dire che è una ripresa senza benessere sostanzialmente. Anche se misuriamo il benessere in quel modo, come dicevo prima, un po' limitativo, che è quello di guardare solo alle grandezze monetarie e al reddito e non per esempio appunto anche alla salute, alla possibilità di mandare a scuola i figli, al non inquinamento dell'aria, tutte queste condizioni che sarebbe importante prendere in considerazione. Ma anche guardando solo a questo non possiamo parlare di una ripresa che porta benessere, una ripresa che va quasi tutta in un gruppetto ristrettissimo di popolazione. Per questo io penso che c'è un po', non possiamo dire che negli Stati Uniti c'è una mobilitazione di massa su questo, però c'è una discussione politica forte. Dicevo che c'è un film che va nei teatri che noi a Sbilanciamoci stiamo cercando di far arrivare anche in Italia per capire, insomma, per vedere se riusciamo a fare la stessa operazione,
c'è una discussione su questo, perché quale futuro ha una società che lavora, che opera in questo modo? Che tipo di società è? Che tipo di società è? Poi dopo voglio fare qualche esempio anche su quello che se ne dice e di cui ci dovremmo preoccupare. Volevo solo dire, per non parere che questo sia un discorso limitato un po' agli Stati Uniti, no? Che io non ho, come dire, una tabella così chiara, cioè non l'ho trovata e non sono capace di farla, come quella che vi ho mostrato prima, per l'Italia e per l'Europa. Però c'è una sicurezza, il fatto che, come ci diceva prima Tony Hutchinson, in Europa abbiamo avuto qualcosa di più. Negli Stati Uniti questa parziale ripresa è stata dovuta a un'economia privata che ha ripreso un po' a marciare e a una politica espansiva dell'amministrazione di Obama. E invece il modello europeo ha avuto un po' un contraccolpo un po' diverso, no? Perché? Perché in un primo momento potrebbe anche aver retto meglio dal punto di vista della disuguaglianza, no? Appena arriva la crisi, in Europa c'è il sussidio di disoccupazione, in Italia c'è la cassa integrazione, cosa che negli Stati Uniti non hanno. Abbiamo degli ammortizzatori sociali, lascito del modello sociale europeo, che in una prima fase della crisi hanno funzionato. Anche questo ha aumentato i debiti pubblici. Dopodiché però, di queste cose sono sicura che vi parlerà meglio nel prossimo incontro Andrea Gisburg, che è un grandissimo esperto. Dopodiché c'è il fatto che il modello politico europeo, la linea politica che l'Europa ha scelto, come se non ci fosse alternativa, è stata quella di chiedere a tutti i paesi che avevano un bilancio pubblico in disavanzo di stringere ancora di più le maglie dell'intervento pubblico, il modello dell'austerity. Quindi questo rende molto improbabile cioè fa vedere a tutti che la crisi dei debiti privati è diventata in Europa una crisi dei debiti pubblici, e quindi ha chiesto, come politica non messa in discussione quasi da nessuna parte, la politica dell'austerità fiscale. Quindi una politica o di riduzione di spesa o di aumento di tasse, o tutte e due le cose insieme, che è un po' quello che anche noi abbiamo sperimentato. E questo non può che aumentare le diseguaglianze sociali. È difficile pensare che ci sia, almeno non è successo questo, che si è tagliata, cioè si sono tagliate le spese sociali, non è che è aumentata la imposizione fiscale con un'imposta sui grandi patrimoni, forse insomma l'aveva detto Hollande in campagna elettorale, però insomma non è stata questa la dinamica. Quindi la polarizzazione della distribuzione del reddito nella società europea, ma sicuramente in quella italiana, è peggiorata, e questo ce lo dicono i dati dell'Istat sui consumi, ci dicono quello che ho sentito spesso la dirigente dell'Istat, la Sabatini, che è una lettrice dei dati molto attenta, dire che sta succedendo questo, che le famiglie italiane hanno attutito in un primo momento i colpi della crisi, ma che questo piccolo cuscinetto si è esaurito e che quindi c'è una riduzione reale dei consumi, un aumento reale della povertà e una compressione degli standard di vita del ceto medio. Quindi la crisi ha accentuato le diseguaglianze. L'unico gap che si è ridotto è quello di genere, non nel senso che le donne adesso guadagnano di più, ma nel senso che l'occupazione femminile, la differenza tra l'occupazione maschile e quella femminile si è ridotta, ma non perché le donne hanno fatto un grande balzo in avanti, bensì perché c'è stato un livellamento verso il basso e c'è stato un aumento di necessità di presenza di donne sul mercato del lavoro, che comunque è importante, meriterebbe forse un'altra trattazione, un altro incontro, perché cambia abbastanza le dinamiche della società, io penso.
ma non è in un senso molto progressivo, è un terreno molto accidentato, molto ricco molto pieno di sofferenza sociale e di costrizione. Quindi la questione della disuguaglianza, tutti questi insomma un po' di numeretti e un po' di riassunto di quello che è successo, che poi se volete approfondiamo un po' meglio, è per dire che è cresciuta la disuguaglianza prima della crisi, è cresciuta dopo e si continua a non vedere il nesso che c'è tra le due cose in un modo che è molto preoccupante a mio avviso, questo è il mio punto di vista naturalmente, è molto preoccupante per le prospettive che abbiamo di uscirne. Voglio dire, non è preoccupante solo dal punto di vista di giustizia sociale, ma anche dal punto di vista di riprendere un terreno sapete che chi bazzica il mondo di sbilanciamoci e non ci piace parlare tanto di crescita, ma un terreno di sviluppo, sì, e questo non è possibile se non si riequilibra la distribuzione del reddito e non si mettono un po' di soldi nelle tasche di quelli che poi andrebbero a spenderli possibilmente sul posto, no? Non magari in consumi lussuosissimi in tutto il mondo. Io volevo però affrontare, perché secondo me, come dire, questo è un discorso congiunturale importante, ma la questione più, come dire, che a me pare altrettanto importante, forse più importante, che molti cominciano a sottolineare, è il nesso tra la disuguaglianza e l'immobilità, che un po' ci parla moltissimo a noi in Italia, no? Ci diciamo sempre siamo un paese fermo, ma non siamo fermi solo perché produciamo di meno o non produciamo o non innoviamo, anche, ma perché c'è questo nesso tra l'aumento delle disuguaglianze e l'aumento della immobilità, cioè la riduzione della mobilità sociale. In fondo dagli Stati Uniti, dal modello del capitalismo più, come posso dire, di successo, cosa veniva detto? Siamo una società diseguale, però il povero può diventare ricco e il figlio del povero può andare avanti. Ecco, questo è adesso il personaggio che vedete, che l'ho messo anche un po' per alleggerire questi numeri, è Gatsby. E questa curva, che poi non è una curva, è una retta, non so perché la chiamano curva, comunque praticamente qui insomma penso che si possa capire abbastanza facilmente, sull'asse orizzontale è misurata la diseguaglianza dei redditi, su quella verticale il cambiamento tra le generazioni, cioè quanto ci si muove da una generazione all'altra, quanto può il figlio dell'operaio, come si diceva, diventare dottore, no? E anche guadagnare qualcosa, perché diventare dottore ed essere un dottore povero ecco, e i paesi come gli Stati Uniti sono purtroppo caratterizzati, e anche l'Inghilterra, i paesi che sono più in alto e più a destra hanno tutte e due le cose, diseguaglianza alta e poca mobilità sociale. Quindi non è vero che una società come quella degli Stati Uniti, come quella statunitense, deve pagare, cioè può sopportare la disuguaglianza perché è un prezzo da pagare a questa grande libertà e possibilità di passare da una fascia sociale all'altra. Cioè il mito americano, sostanzialmente, l'American Dream era questo, ed è quello un po' personificato dal personaggio che qui vediamo recitato da DiCaprio. Questa retta, questa curva era una cosa fatta dagli economisti, un po' noiosa, che poi un economista un po' in modo geniale ha avuto l'idea di battezzarla la curva di Gatsby e quindi è diventata più popolare, ma soprattutto è interessante perché è entrata nelle pubblicazioni della Casa Bianca, cioè in rapporti degli economisti del presidente hanno discusso questa cosa. Non so se, come dire, è una preoccupazione all'ordine del giorno dell'amministrazione americana. Questo lo voglio dire anche come differenza rispetto un po' ai temi che noi ci poniamo quando parliamo solo di IMU, non IMU, che è importante, però insomma è un punto importante.
Detto questo, abbiamo parlato degli Stati Uniti, ma come vedete benissimo l'Italia sta lì, pur senza avere lo sviluppo economico che hanno avuto gli Stati Uniti e la fase crescente, eccetera, eccetera, e senza avere quel livello, l'Italia è un paese caratterizzato da una scarsissima mobilità sociale e questa è una cosa che è cresciuta negli anni. Questo cosa vuol dire? Quella curva che abbiamo visto prima, e siccome io sono un po' impedita con questo non sono capace di tornare indietro, comunque quello che abbiamo visto prima vuol dire che in Italia, come negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, cioè nei paesi che sono in quel punto alto della curva, il 50% della propria posizione dipende dalla famiglia di origine. Non sto dicendo il 50% della propria ricchezza, che insomma è un po' normale, no? Perché uno eredita quello che il padre e la madre gli hanno lasciato, ma è proprio il 50% della propria posizione sociale, del proprio reddito. Nei paesi in cui c'è una maggiore mobilità, come i paesi nordici europei, come anche, mi pare anche il Canada, sicuramente i paesi del nord Europa, la Svezia, la Danimarca, eccetera, è il 20% della propria posizione che dipende da come nasci. Allora, questo dato fa parlare un altro di questi economisti. Ho messo qui questa immagine della copertina di Papa Goriot perché un altro degli economisti che si occupa molto di diseguaglianza ha scritto nel suo ultimo libro questa cosa: l'eredità nei nostri tempi ritrova l'importanza che aveva ai tempi di Papa Goriot. Siamo ritornati a un'economia della rendita, un'economia che quindi... Allora questo, se ci pensate bene, anche questo ci parla sia di giustizia e ingiustizia, ma anche di dinamicità e non dinamicità dell'economia, perché un'economia della rendita, uno che ha una rendita non è che è molto incentivato a muoversi, a costruire, a inventare qualcosa di nuovo, a innovare, no? Cosa intendiamo però per eredità che ritrova questa importanza? La foto che vedete è la foto del Royal Baby, del battesimo del Royal Baby, e ho messo queste citazioni per dire che questo problema non è sentito, come dire, solo, è sentito un po' dappertutto, perché questa frase, la Gran Bretagna è tornata a essere una società di rentier, è stata scritta sul Financial Times, cioè non sul Manifesto, da questo giornalista il giorno in cui è nato il Royal Baby e tutti un po' stavano dietro questo anche telenovela, questa identificazione con la famiglia reale che aveva il suo erede, la bellezza di questa coppia, di questo bambino. E però lui, essendo uno del Financial Times, quindi come dire abituato un po' a fare le cose economiche, ha scritto questo: in effetti siamo una società adatta a questo ritorno di attenzione ai reali, visto che siamo di nuovo una società basata sulla rendita. Ma che cos'è appunto questa rendita? Cioè che cos'è l'eredità? Non si tratta solo della fortuna dell'origine, cioè la fortuna dell'origine passa attraverso tanti canali. Lo dico perché secondo me che noi abbiamo dismesso un po' di occuparci di questa cosa, cioè che questa questione non sia una questione che viene considerata importante quando si parla dei problemi italiani. Lo si vede anche per il quasi silenzio in cui è passato il fatto che non abbiamo più un'imposta di successione. Io so che l'imposta di successione è una cosa antipaticissima, che nessuno vuole, è la tassa sulla morte, eccetera, eccetera. Però vorrei ricordare che anche i liberali, anche Luigi Einaudi diceva che una delle poche imposte che è giustificata è quella di successione, perché tutti dovrebbero partire più o meno dalle stesse posizioni, e quindi se una famiglia ha accumulato tanta ricchezza al momento del passaggio, insomma, che una parte della ricchezza, che spesso è accumulata anche grazie a un ambiente, anche grazie a una collaborazione con i propri lavoratori, anche grazie alle persone che poi consumano, no? Allora, che una parte della ricchezza che per esempio
un imprenditore ha accumulato ritorni in qualche modo alla collettività. A maggior ragione questo per chi ha accumulato fortune non con la sua impresa, ma per esempio giocando in borsa, no? E però noi, voglio ricordare qui che non ce l'abbiamo più. L'imposta di successione è stata in modo bipartisan abolita, perché adesso non mi ricordo benissimo le date, però insomma fu uno dei governi Prodi a toglierla per i patrimoni piccoli e medi e lasciarla solo sulle grandissime fortune, e poi il governo Berlusconi coerentemente l'ha abolita anche coerentemente con se stesso, voglio dire, l'ha abolita anche sulle grandissime fortune. Cioè abbiamo avuto questo passaggio che è molto importante secondo me, cioè possiamo pure in questa sala tutti ritenere che sia una cosa giusta da fare, però è passata un po' senza discussione pubblica. È questo che secondo me è importante, è negativo, perché ci fa capire che la discussione sulla distribuzione è un po' sparita dal nostro orizzonte. Però, come dire, lo voglio dire senza negare la complessità di questo discorso, cioè la fortuna di origine non è solo quello che uno eredita quando i nonni, i bisnonni, i genitori non ci sono più. Io faccio qui una piccola pubblicità a questo libro che è appena uscito, Le disuguaglianze inaccettabili, in cui questo economista Maurizio Franzini, è un libro di un economista ma è scritto in un modo è divulgativo, non è un libro di testo, non è un libro per addetti ai lavori, in cui lui si chiede quali siano le disuguaglianze accettabili e quali quelle inaccettabili. Uno potrebbe anche dire nessuna disuguaglianza è accettabile, pensare a un livellamento totale, e lui discute perché questo non è il suo orizzonte, probabilmente non è nell'orizzonte della gran parte della popolazione della nostra società. Però molti di noi, forse tutto quel 99% che dicevo prima, vorrebbe riflettere su quali sono le disuguaglianze che possiamo accettare. Allora, nelle disuguaglianze che si trasmettono attraverso la fortuna di origine, ce ne sono tante. Adesso io qui non fa parte di questo discorso, di questa presentazione, ma mi viene in mente parlando che la prima è proprio quella del posto in cui si nasce, no? Quindi parliamo tanto di eguaglianza delle condizioni di partenza, ma il posto in cui si nasce, o meglio la persona da cui si nasce magari anche nello stesso posto, determina la propria condizione, e sto parlando qui della nascita di persone che nascono in territorio italiano e sono già dalla nascita diseguali rispetto alle altre persone che nascono in Italia, cioè i figli di cittadini stranieri. Però le diseguaglianze che noi riceviamo, che prendiamo dal biberon, che prendiamo dalla nostra famiglia di origine, sono tante e non passano solo appunto attraverso i soldi. In questo libro Maurizio Franzini studia proprio questo, l'effetto della famiglia su tante dinamiche, sull'istruzione dei figli, ma non solo sull'istruzione. C'è stato un momento in cui si è pensato che tutte queste enormi disuguaglianze del reddito, anzi non c'è stato un momento, c'è una scuola di pensiero che pensa che queste enormi disuguaglianze dipendono in qualche modo dal fatto che ci sono persone che possono prepararsi meglio alla vita e al lavoro e persone che non possono prepararsi altrettanto bene, quindi l'accesso all'istruzione. E quindi la ricetta è istruzione, 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 era quella con cui si presentò e vinse le elezioni ai suoi tempi Tony Blair, education, education, education. Il che è vero se noi pensiamo che tutte le differenze di reddito dipendano dal grado di istruzione che si ha. E invece purtroppo non è solo così. A parità di istruzione la famiglia di origine conta tantissimo nella determinazione di quello che una persona andrà a essere.
conta tantissimo per quanto riguarda il reddito che si avrà, per quanto riguarda già nella scelta delle scuole, poi nella scelta e nell'accesso all'università, perché noi abbiamo aumentato enormemente il grado di l'ingresso all'università, ma comunque siamo ancora a un livello molto basso rispetto agli altri paesi europei. E stavo dicendo, e poi a parità anche di istruzione universitaria ci sono molti studi che vedono che c'è proprio una differenza nell'impiego finale a seconda della propria famiglia di origine. E quindi il patrimonio della famiglia di origine, dice in questo libro Franzini, è fatto di relazioni sociali. Una società che però dipende in così grande parte dalle relazioni sociali non è una società dinamica, non è una società competitiva e soprattutto non è una società che riduce le diseguaglianze. Quali possono essere le cause di quello che è successo? Quello che ho appena raccontato uno potrebbe dire niente di nuovo, cioè l'Italia è così da sempre, il contesto sociale, il nepotismo, il familismo amorale conta tantissimo. Però sì, è vero, però diciamo che la frase in inglese che qui ho scritto vuol dire è più difficile salire una scala se gli scalini si allontanano, no? Quindi se già, come dire, per salire questa scala sociale tu hai bisogno di ridurre un po' il peso della famiglia, di avere un impegno maggiore, di avere una grande una grande spinta, nello stesso tempo quando poi gli scalini si allontanano questo è ancora più difficile. E le cause di questo possono essere, oltre che nel carattere e nell'eredità appunto di un paese come può essere l'Italia e soprattutto il suo mezzogiorno, possono essere anche molte più scelte che non, diciamo, ci sono delle dinamiche di mercato, ci sono delle dinamiche culturali, però ci sono anche delle scelte che vengono fatte. Allora la riduzione delle politiche redistributive, la riduzione della spesa sociale, le condizioni del mercato del lavoro, per cui nel momento in cui la transizione dallo studio al lavoro è diventata una transizione che spesso non comporta che l'ingresso sul mercato del lavoro ti porta a una condizione di benessere, ma ti lascia in una condizione di povertà, questo rende ancora più forte il peso dell'origine. E può esserci anche la causa dell'innovazione tecnologica che ha reso alcuni mestieri e alcune specializzazioni enormemente più produttive rispetto ad altre, no? Per cui i working rich di cui parlavo prima, poi spesso con chi li identifichiamo? Con Bill Gates, con quelli che stanno con i fondatori di Google, con i ragazzi geniali che sono nell'economia della conoscenza. Quindi ci possono essere molte cause di questo, però diciamo che c'è un mercato, ci sono delle dinamiche di mercato e ci sono anche state delle dinamiche di scelte politiche che non si sono poste l'obiettivo di mantenere lo stesso modello sociale con un cambiamento anche delle condizioni esterne, insomma, che hanno assecondato questa tendenza. Infatti in questo libro che citavo prima Franzini parla anche del perché, quale può essere il motivo per cui non c'è una voce politica, una voce sulla scena politica contro queste dinamiche. Sono tutte, come dire, secondo me importanti e reali, però io ne volevo anche citare alcune altre che qui derivano più, non posso portare né numeri né studi, ma più un'osservazione, forse pensatela pure come un buonsenso, che però negli ultimi tempi mi ha colpito molto, un po' da giornalista, ma anche un po' seguendo, come dire, da madre mia figlia, e proprio le dinamiche che ci sono nella società. È una cosa che io chiamo la fine dei luoghi in cui ci si mescola. Cioè noi non è che siamo mai stati una società egualitaria, la società italiana non siamo mai stati una società tanto mobile, però abbiamo avuto un periodo in cui c'erano molti luoghi
nei quali effettivamente le classi sociali erano molto più mescolate, c'era molto più intreccio, molta più possibilità di passare da un luogo all'altro. Adesso mi pare che possiamo parlare di una società un po' organizzata per caste, dove le varie caste possono anche non incontrarsi mai. Faccio l'esempio del caso di una volta che ci fu, non so se me la ricordo perché sono così anziana o se perché l'avevo letta su qualche libro dopo che era successo, ma dell'avvocato Agnelli che ebbe un infortunio e si curò alle Molinette, no? Beh, adesso non c'è un grande imprenditore, un gran ricco che tu vedi in un ospedale pubblico, no? Ma neanche uno di un ceto medio-alto. La questione del doppio binario della sanità, anche se la sanità pubblica è uno dei pezzi del nostro welfare che a mio avviso comunque tiene un po' di più, però c'è questa, insomma, non so, se vai, forse parlo per un'esperienza romana e spero che magari da voi le cose siano diverse, ma in reparti ospedalieri che non siano quelli proprio delle malattie gravissime, insomma, in cui serve il grande ospedale, quello più attrezzato così, ci sono i poveri. Quindi una società per caste che poi va attraverso vari punti, io dico dalla culla alla pensione. L'esempio più tipico della società per caste per me è questo arrivo dei due treni, no? Il treno a bassa velocità ed il treno ad alta velocità. Senza voler introdurre il discorso sull'alta velocità, assolutamente, però se voi vedete scendere le due umanità che scendono dall'Intercity e dal Frecciarossa, sono proprio due umanità che scorrono sullo stesso marciapiede e che non si incrociano, che hanno viaggiato in un modo completamente diverso, alla portata di portafogli completamente diversi, facendo magari lo stesso percorso, l'uno nel doppio del tempo dell'altro. Questo signore che sta sulla metropolitana in basso è il ministro dei beni culturali, che ha fatto molto scalpore perché ha preso la circumvesuviana. Meritorio, però è una grande notizia che uno dell'elite prenda un mezzo pubblico. Allora, anche i trasporti pubblici sono un posto di mescolanza. La scuola è un posto in cui ci si incontra nelle nostre, che le sentiamo sempre parlare delle classi, non so se è capitato anche a voi, ma è la prima cosa che molto spesso, insomma, i dirigenti scolastici che hanno ancora un senso della loro missione dicono: noi non facciamo serie A e serie B, abbiamo delle classi in cui ci sono tutti i livelli, eccetera, eccetera. Però non possiamo tanto raccontarci che succede questo nella scuola pubblica italiana, perché la scuola pubblica italiana è una delle scuole, quando escono i dati sulla scuola italiana si dà addosso ai professori e agli studenti perché siamo i più indietro sulla literacy, le competenze matematiche, la scienza, ed è vero. Però c'è un altro indicatore che non viene mai tanto enfatizzato, cioè che siamo una delle società in cui le scuole hanno tra loro la maggiore, gli statistici la chiamano varianza, cioè a parità di istituto la maggiore differenza tra un istituto e l'altro, il che vuol dire che esistono scuole di serie A e di serie B e che la fortuna della famiglia di origine non è solo potersi permettere di iscriversi al liceo scientifico o al liceo classico, che per fortuna insomma ancora sono scuole pubbliche, ma di scegliere quello giusto, di avere le informazioni giuste al momento giusto e anche di vivere un po' nel quartiere giusto. E quindi questa bella classe francese che è del film, non so se l'avete visto il film La classe, che è un film molto bello, rimane però molto spesso un sogno, oppure rimane limitato a una fase molto iniziale dell'istruzione, che è quella in cui effettivamente un po' ci si mescola, che è quella della scuola elementare. E poi c'è il momento della scelta, il momento in cui ci si divide tra l'istruzione liceale e l'istruzione tecnica, che è un momento in cui la società si castizza abbastanza. Io dico sempre, qui sono molto critica verso la mia casta,
che quando si parla della scuola, nella scuola si parla ai momenti dell'iscrizione e ai momenti dell'esame di maturità, quando escono le tracce. E quando escono le tracce degli esami di maturità tutti i giornali titolano è uscito Cicerone, è uscito Greco, come se tutto il mondo fosse interessato a quello che succede nel liceo classico. La metà dei ragazzi italiani va negli istituti tecnici e professionali e del destino degli istituti tecnici e professionali, che mi rendo conto che qui parlo su un territorio in cui c'è un ottimo livello di istituti tecnici e professionali, cosa che invece al di sotto del muro di Roma non c'è, e questa è una cosa politica molto, molto importante. Vediamo che altro avevo messo come esempio. Se ne possono fare altri, no? Ho fatto prima quello della sanità, le pensioni. Fino ad ora abbiamo avuto generazioni di anziani che andavano in pensione potendo contare più o meno su una pensione, no, molte sono basse, però insomma potendo contare su una pensione pubblica. Ma man mano che entreranno, come dire, che si ritireranno le generazioni che hanno queste pensioni basate sul metodo contributivo e hanno avuto queste carriere lavorative così frantumate, discontinue, eccetera, la differenza tra chi ha potuto costruirsi la pensione privata e chi non l'ha potuto fare sarà una differenza abissale tra due caste di anziani che ancora non vediamo ma che tra un po' vedremo. E poi c'è la differenza fondamentale che fa l'immobilismo dell'Italia, che è quella degli immobili, per l'appunto della casa, per cui qui ritorna sì la tematica economica. La differenza tra due giovani magari ugualmente, come dire, messi alla prova dalla durezza del mercato del lavoro, soprattutto in questa generazione che arriva sul mercato del lavoro durante la recessione con dei titoli di studio che magari non sono adatti, eccetera, eccetera, ma la differenza fondamentale la fa il poter contare o non contare su una abitazione, e l'inesistenza di un mercato degli affitti accessibile ai giovani è uno dei fattori di immobilità sociale maggiore. Ma questa non è una novità, purtroppo è una realtà che caratterizza la condizione sociale italiana probabilmente da sempre. Prima parlavo della scuola, volevo citare anche un'altra cosa che voi mi potete dire sì, però tu la fai un po' nera, però insomma 20 anni fa si diplomava, cioè 40 anni fa avevamo ancora gli analfabeti e adesso abbiamo un 90% di diciottenni che si diplomano. Però ho letto nell'ultimo rapporto dell'Istat che la condizione di maggior rischio sul mercato del lavoro è proprio quella dei diplomati, anche dei laureati, però dei diplomati di più, e che la differenza tra diplomati con famiglie, tra diplomati che vengono da famiglie di diplomati e diplomati che vengono da famiglie di livello di istruzione e livello di reddito minore è fondamentale, cioè il maggior rischio è quello ancora di non avere la rete familiare e sociale che ti introduce, che ti dà il consiglio giusto e il numero di telefono giusto al momento giusto. Allora questo voi capirete che io, come dire, l'ho dichiarato fin dall'inizio, ho un approccio di sinistra, mi ritengo una persona di sinistra e quindi ho, come dire, questo approccio qui, però anche da un altro approccio che è quello di un liberista, liberale e liberista. Questa non è una società che può reggere, in cui le condizioni della famiglia sono così importanti, e questa suddivisione per caste è così forte. Questa foto, perché ho messo questa foto? Intanto per alleggerire un po' questa trattazione, ma poi perché un'altra delle notazioni che viene fuori negli ultimi anni, e questo è un po' un portato di tanti cambiamenti, non ultimo quello della condizione della donna, è che ci si sposa sempre di più tra simili. No? Quindi il matrimonio, la convivenza, insomma la coppia stabile, il progetto familiare tra persone che vengono da classi sociali diverse è sempre più raro. Questo succede, la foto invece è il prototipo invece di una narrazione che non è di economista ma di Jane Austen, in cui diciamo il matrimonio ha un ruolo abbastanza importante nella promozione sociale e nella prospettiva del futuro.
Questo non succede più tanto, non voglio dire che questo sia bene, sia male, secondo me è anche bene, perché nel momento in cui le donne hanno, come dire, un accesso in massa, anzi addirittura in sorpasso alla istruzione superiore, alle professioni più importanti, eccetera, eccetera, si trovano molte più, gli uomini trovano molte più donne simili a loro, insomma ci si sposa molto di più tra simili. Però è un altro elemento che contribuisce a una scarsa dinamicità della nostra società. Allora, come reagire a questa cosa? Però questo lo dico cerco di dirlo molto brevemente, perché probabilmente insomma l'ho già fatta un po' lunga, mettendo insieme anche cose abbastanza diverse tra loro. Come reagire a tutto questo contesto questo contesto molto critico, ma anche secondo me che fa anche capire che siamo arrivati a un punto che o ci si cioè non è, ho parlato di immobilismo, ma in realtà è un'immobilità che fa andare indietro, no? Quindi o c'è uno scatto oppure davvero andiamo molto indietro. E allora c'è una parte purtroppo minoritaria del pensiero economico che vede la lotta alla disuguaglianza come una strada per uscire dalla crisi, quindi non solamente come un obiettivo di giustizia sociale, ma come una via d'uscita oltre la crisi, che si spera un modo per intraprenderla. Perché? Perché se tu come dire, parti dal basso con delle iniezioni di maggior benessere agli strati sociali più bassi, da queste persone può partire anche far studiare di più i figli, consumare di più. Il dato come quello della riduzione delle immatricolazioni all'università è un dato drammatico per l'Italia, cioè noi parliamo da 10 anni, io ho cominciato a fare questo mestiere più o meno quando siamo entrati nella fase in cui si cominciava la moneta unica, e da allora si parla del 3%, è una cosa che mi fa impazzire, perché tutti sanno adesso cos'è il 3% del PIL, il deficit pubblico deve stare sotto il 3% del PIL, va bene. Ma un dato come la riduzione del numero degli immatricolati all'università è un dato drammatico per una società che ha pochi laureati, non troppi, magari c'ha quelli sbagliati, però ce n'ha pochi. E allora se cominciamo a sostenere le famiglie che hanno bisogno sull'istruzione e su tante altre cose, probabilmente diamo anche una mossa su questo. Però quanto ho detto finora fa anche capire perché questo 99% di cui parlavo prima non si coalizza, no? In realtà queste politiche sarebbero interesse della maggioranza della popolazione, mentre le politiche che finora sono state fatte sono interesse di quella minoranza che sta tutto sommato bene, che insomma non intende cambiare molto. Però proprio perché abbiamo avuto questa progressiva castizzazione, è una parola brutta, questa progressiva rinchiudersi un po' ciascuno nel suo circolo senza mescolarsi, è molto più difficile vedere quali sono le politiche che possono unire. Ci fa capire che non è facile, non è facile, è molto più facile come dire, contendersi una coperta molto stretta, così come è stato fatto per molti mesi nella discussione pubblica italiana a proposito di chi deve pagare di più o di meno delle imposte sulla casa, che è un problema sentitissimo dalle famiglie, ma in questa discussione non è entrata per niente la voce degli esclusi da questo problema, di chi non ce l'ha la casa, che non sono solo quelli che sono poveri, gli immigrati, il terzo della popolazione più povera, ma sono anche i figli di quelli che hanno la casa, no? Che non ne hanno magari 2 o 3. E quindi una prospettiva generazionale che non sia solo di mettere i figli contro i padri in un modo un po' retorico, ma che guardare gli interessi dei figli rispetto a quelli dei padri, forse ci comporterebbe
ottica più, insomma, di valutare le politiche in un modo un pochino più vasto. E però secondo me c'è anche, per il discorso che ho detto prima, no? Parlavo dei trasporti pubblici, della scuola, degli asili, di tutti i posti in cui, come dire, man mano vediamo divaricarsi e separarsi le classi sociali. Bisognerebbe, a mio avviso, proporsi di allargare gli spazi in cui ci si mescola, perché questo non può che essere un elemento di dinamismo della società ed è anche un elemento vitale, no? È vitale anche da un punto di vista genetico, come dire. E allora gli spazi pubblici, parlavo prima di una divisione per caste dalla culla alla pensione, ma parlando proprio di bambini, i bambini molto spesso nelle grandi città, nelle piccole magari è un po' diverso, non hanno più degli spazi pubblici in cui stanno in posti in cui c'è qualcuno che li contiene e che è pagato per trasmettere qualcosa, no? Che sia la lezione di nuoto o che sia l'istruzione. Ma questo ancora una volta comporta che i simili stanno coi propri simili. E poi gli spazi pubblici anche intesi come spazi in cui si può cominciare a praticare anche dei modelli di lavoro e di vita differenti e quindi molto spesso quando ci si rapporta alle amministrazioni pubbliche si va in termini di contrattazione di sussidi, di assistenza, e ci si sente rispondere sì, vabbè, ma non ci sono le risorse. Ma le amministrazioni pubbliche hanno anche un'altra enorme cosa, che sono appunto gli spazi. Sono magari degli stabili da assegnare ai giovani che avviano dei progetti di imprese, di cooperativi, di start-up, come si dice in un modo più di moda adesso, no? Di co-working. Sono spazi abitativi, magari con dei modelli diversi, cose che molto spesso stanno nascendo più per iniziativa dal basso che non per scelte dall'alto, e forse è anche giusto che sia così, però sarebbe opportuno, insomma, assecondare, ascoltare queste richieste per pensare anche a delle politiche che si possono fare anche a parità di risorse, perché secondo me questa risposta che ci si sente sempre dare quando si parla di questi grandi problemi, poi si dice sì, ok, però non ci sono le risorse, è vero, ma si pensa solamente alle risorse monetarie, no? Ci sono delle risorse come il tempo, per esempio, che si possono mettere in comune in un modo più facile, anzi sicuramente più difficile, perché come ho cercato di dimostrare nel libretto che ho scritto, la condivisione è anche conflitto, è anche difficile, però con meno spese economiche, ecco. E ho scelto questa foto perché questi ragazzini che si sostengono per non farsi che fanno la cordata, ecco, questa è una cordata che mi sembra molto produttiva. Sicuramente loro sono molto più mescolati di quanto non lo siano i loro genitori. Vi ringrazio molto.